Benvenuti! Oggi è lunedì 31 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:49 e tramonta alle 19:20. La luna si leva alle 7:43 e cala alle 22:12. Oggi la Chiesa celebra San Beniamino, diacono e martire. Il nome Beniamino ha origine dall'ebraico Binyamin, nome dell'ultimo figlio di Giacobbe e suo prediletto. Il 31 marzo si festeggia il World Backup Day, la giornata dedicata alla salvaguardia dei nostri dati. Si tratta di un'occasione per ricordare l'importanza di proteggere i propri dati digitali. Nel periodo storico in cui viviamo, i dati informatici rappresentano la principale risorsa delle organizzazioni pubbliche e private ed è di fondamentale importanza effettuare duplicazioni e backup frequenti per non perdere mesi, se non addirittura anni di lavoro e rendere rapidi i tempi di ripristino in caso di incidenti. Isabella Ferrari festeggia oggi 61 anni. Ha iniziato la sua carriera nel 1981 nel programma Sotto le stelle e ha raggiunto la fama con il film Sapore di mare. Ha ricevuto la Coppa Volpi come migliore attrice non protagonista al Festival di Venezia per Romanzo di un giovane povero. Maurizio Lastrico, noto comico e attore, compie oggi 46 anni. È salito alla ribalta con la trasmissione Zelig e ha consolidato la sua popolarità nella serie Don Matteo. Ha anche partecipato alle Iene e ha avuto successo con uno sketch al Festival di Sanremo nel 2021. Lele Mora, manager del mondo dello spettacolo, festeggia 70 anni. Ha iniziato la sua carriera nel settore sportivo e si è poi affermato nel mondo della musica e dello spettacolo. È stato coinvolto in vari scandali giudiziari, tra cui il Ruby Gate. 31 marzo 1997, Martina Hingis, una famosa tennista svizzera, vincitrice di 5 titoli del Grande Slam, diventa la più giovane numero 1 della storia del tennis, a soli 16 anni. Sarà in seguito nominata dal Times come una delle 30 leggende del tennis femminile. Ma sapete che nella nostra galassia sono stati individuati 2 enormi oggetti ghiacciati? Ma potrebbe trattarsi di un nuovo tipo di stella? La scoperta risale al 2021 ed è stata effettuata dal team giapponese dell'Università di Niigata. La rilevazione di 2 sfere di gas ghiacciato ha sorpreso gli astronomi. Pur somigliando a dense nubi di gas o giovani stelle, la loro posizione isolata, lontana da altre regioni di formazione stellare, ne rende difficile comprendere l'origine. Si potrebbe quindi pensare ad una nuova categoria di stelle individuate nella Via Lattea, con caratteristiche tutte da scoprire. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Adesso che il pianeta Nettuno è entrato in Ariete si riconfigura un po' lo zodiaco. Intanto Mercurio torna in Pesci e la Luna in Toro. Cosa accade nello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete. Decisamente le energie si stanno stabilizzando. Mercurio finisce di affollare i vostri pensieri, mentre invece Nettuno vi rende più empatici. Siete proprio i protagonisti dello zodiaco con questo pianeta importantissimo che incede nei vostri gradi dandovi tutta la forza del mare. Toro. La Luna oggi è nei vostri gradi, si potrà avvertire un certo andamento ondivago dell'umore e alti e bassi emozionali che potrebbero caratterizzare la giornata di oggi, tanto più che Urano, un po' nervoso, sembra essere in combutta con Marte e con Saturno proprio per decidere di nuove importantissime scelte da fare. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che prevede un soffio un po' più emozionale. Attento perché Nettuno è entrato in sestile. Il pianeta dei mari nella vostra casa dei desideri e delle affinità elettive stimolerà moltissimo la vostra fantasia e le vostre relazioni un po' più interessate all'arte e a qualche incontro sorprendente.
Cancro, la giornata di oggi è una giornata che vede una luna molto amica, solida in Toro assolutamente, ma con qualche dubbio che Plutone le instilla. Il vostro bisogno di sicurezza affettiva ancora non riesce bene a uniformarsi con i desideri delle persone che amate. Pazientate. Leone, è una primavera che vi accende, i pianeti sono assolutamente dalla vostra parte, si aggiunge anche Nettuno, un bellissimo trigono che stimolerà moltissimo la vostra voglia di rinascita e anche nuove soluzioni per tornare a essere protagonisti come piace a voi. Vergine, Mercurio è tornato in opposizione, quindi al cambio avrete però Nettuno che ha finito di opporsi ai vostri gradi, il che rende tutto molto più semplice. Gli aspetti del vostro pianeta saranno sopportabili se proprio farete a meno di tutta una serie di indecisioni, insicurezze e nebulosità caotiche che Nettuno vi portava. Insomma, inizia una settimana in cui tutto è molto più leggero. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che vi fa vedere come il pianeta Nettuno in opposizione agisce sulla vostra psiche. Nostalgie, emozioni, sentimenti, bisogna un po' di rivedere alcune cose del vostro passato. Le emozioni a volte possono portarvi a creare delle situazioni un po' proiettive. Nettuno in questa posizione vi ricorderà di essere un pochino più lucidi e attenti. Scorpione, giornata oggi con luna in opposizione, i giochi planetari vi fanno perdere anche il trigono di Nettuno, in compenso Mercurio torna a sussurrarvi parole dolci, intelligenti e furbe se è il caso. Oggi al lavoro sarete brillanti proprio per la vostra dialettica. Sagittario, una giornata molto importante per voi proprio perché Nettuno è entrato in Ariete, il che lo mette in posizione di trigono ottima per i vostri gradi. Nettuno, ricordiamo, è anche il vostro secondo pianeta oltre che Giove. Anche Nettuno appartiene ai gradi del Sagittario e quindi verranno stimolati di più gli amori e i viaggi, quel senso di fuga che a voi Sagittario appartiene tanto. Capricorno, Nettuno inizia una quadratura molto importante, nel vostro caso però Mercurio vi soccorre suggerendovi un po' di strategie. Non fatevi confondere dai sentimenti, ma agite con la testa, in questo del resto siete molto bravi. Acquario, esplode la vostra fantasia con un Nettuno in sestile, mentre invece Mercurio sta incedendo nei gradi dei pesci in moto retrogrado ponendovi qualche dubbio. È una settimana produttiva, un po' nervosa e a volte disturbata da una certa incostanza che è tipica del vostro carattere. Pesci, ebbene, anche voi siete molto i protagonisti di questa giornata, una giornata in cui torna nei vostri gradi Mercurio con la sua parola veloce e immediata. Oggi siete molto reattivi e a volte di lingua tagliente. Il vostro pianeta per eccellenza, Nettuno, si sposta in Ariete, tornerà tra qualche mese, ma avere davanti agli occhi proprio il vostro mare, il vostro pianeta importante, vi aiuterà a capire meglio quali sono le vostre esigenze creative e come poter tramutare un sogno in una realtà. 31 marzo 1999 esce nelle sale americane Matrix, il film di fantascienza scritto e diretto da Lana ed Andy Wachowski. Il film riceverà moltissimi premi e ben 4 Oscar. Durante le riprese sono state utilizzate per la prima volta 24 fotocamere intorno allo stesso soggetto per ottenere nuovi effetti speciali. La geisha è una delle figure più enigmatiche e affascinanti del Giappone tradizionale. In giapponese geisha significa artista intrattenitore. Le prime geishe in passato erano uomini, artisti che studiavano e diffondevano le tradizioni giapponesi. Intorno poi al 1750 subentrarono le donne, che sostituirono definitivamente l'altro sesso. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Alexandra Kollontai è stata una pioniera.
la prima donna in molti ruoli politici di rilievo in Russia, inclusa l'elezione al comitato esecutivo di Pietrogrado e la nomina ad ambasciatrice. Ha superato le sfide delle purghe staliniane e ha contribuito in modo significativo al femminismo e ai diritti delle donne, promuovendo il voto femminile, la parità salariale e i diritti al divorzio e all'aborto. Nonostante la sua avversione personale al matrimonio, si è sposata 2 volte, trovando l'amore in relazioni che sfidavano le convenzioni dell'epoca. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi ricordo di seguirci anche sui nostri canali social e di interagire facendoci sapere cosa più vi incuriosisce. Appuntamento a domani. Buon inizio settimana dalla vostra Martina.